Sono delle persone che vogliono rimanere un po' riservate, ma ecco, continua la filantropia dei moglianesi. L'Istituto Gris è stato fondato dal grande filantropo e benefattore Costante Gris. È grazie alla generosità di alcuni cittadini che il progetto di un centro diurno per anziani è diventato finalmente realtà nel cuore del parco di Villa Tommasini, a firmare il progetto di recupero della villa lo stesso Bortolato in qualità di architetto. Il progetto, ecco, l'avevo fatto io prima di diventare sindaco e ho anche una piccola soddisfazione anche in questo. La struttura ora può contare su interni e servizi all'avanguardia. I posti sono 25, quindi comprendono il trasporto e i servizi sono l'assistenza e la cura alla persona e poi la possibilità di passare durante il giorno assieme agli altri persone anziane del centro diurno momenti ludici, di impegno, di ricreativo. I nuovi locali sono stati inaugurati alla presenza dell'assessore regionale Emanuela Lanzarin e del vescovo di Treviso Michele Tomasi, che si è intrattenuto a lungo con ospiti e operatori della vicina casa di riposo in giardino a godersi una mattinata di ritrovata normalità. Adesso non vediamo ora di tirarsi via le mascherine e poi uscire nei giardini. Siamo vaccinati, E quindi siete più tranquilli. sì, e stiamo andando molto, ma molto bene. Per noi adesso ricomincia la vita, per tutti noi, anche per noi operatori che abbiamo dedicato anima e corpo all'assistenza di questi anziani.